qual è stata secondo te l'intuizione o l'invenzione di Sergio Leone per quanto riguarda il western? E qual è stato il suo contributo al cinema? Ha introdotto uno stile molto diverso. In pratica il cinema western americano alla fine degli anni 50 e all'inizio degli anni 60 si era un po' fossilizzato, tant'è vero che ognuno imitava il western dell'altro. Everybody was imitating other westerns. I think these westerns, per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più. Il film di Leone, invece, come Per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, Il buono, il brutto e il cattivo, avevano un sapore diverso, uno stile diverso, costumi diversi, tutto era diverso, anche la musica era diversa, come dicevamo poco fa. E tutto questo ha contribuito a portare una ventata di freschezza in questa nuova proposta di western, rendendoli divertenti. E credo che il successo di quei film a livello internazionale fosse dovuto proprio alla freschezza delle novità.